Siete pronti a scoprire le Dolomiti tra escursioni in e-bike, emozionanti trekking all'alba, attività super adrenaliniche e panorami mozzafiato? Oggi una penna in valigia vi porta in Trentino per una 4 giorni alla scoperta di meravigliosi borghi, castelli, laghi, escursioni in mezzo alla natura e naturalmente tanto buon cibo. Siete carichi? E allora si parte per le Dolomiti Paganella. Prima tappa del nostro tour è la famosa Andalo, dove ci aspetta una guida per un tipo di escursione che non abbiamo mai provato prima. E questo sarà il nostro mezzo. Ragazzi, qui si inizia subito col botto perché proveremo ad andare in e-bike, faremo un percorso qui ad Andalo, abbiamo appena preso la cabinovia, caricato le bici e si va. Essendo la nostra prima volta su 2 ruote in montagna, abbiamo optato per la pedalata assistita e dopo qualche minuto di cabinovia siamo scesi a Cima Paganella, che ci accoglie con questo splendido panorama. Da qui partono tantissimi percorsi adatti alle biciclette e noi scegliamo quello che ci porterà fino a Baite del Germano. Si tratta di una strada forestale sterrata ma molto semplice, che attraversa anche questa incredibile vallata. E dopo circa un'ora di pedalata, con tante soste e foto, arriviamo alla nostra destinazione. Eccoci ragazzi, siamo arrivati a Baite del Germano e davanti a noi c'è una vista spettacolare perché c'è il lago di Garda. Ebbene sì, perché da questo rifugio si riesce a vedere anche il lago di Garda e da qui sembra poco più che un fiordo. Dopo questo spettacolo rimontiamo in sella la nostra bici e pedaliamo fino al rifugio Dosson, che si trova proprio di fronte alla stazione intermedia della cabinovia di Cima Paganella. E visto che ormai è ora di pranzo, ne approfittiamo per un aperitivo con vista e un bel pranzetto. Qui i piatti sono davvero particolari e buonissimi. Si rientra poi con una pedalata tutta in discesa fino alla base della cabinovia e ora abbandoniamo le bici per la prossima tappa. Dopo la pedalata ci siamo spostati sulla piana rotaliana e qui visiteremo uno dei masi più famosi. Infatti, come vedete, sono in mezzo a un vigneto. Ci troviamo infatti a Maso Grener, a circa 20 minuti da Fai della Paganella. Qui è possibile vivere un'esperienza immersiva tra la natura e la tradizione locale. E quale miglior modo di scoprire un territorio se non attraverso i suoi sapori? Abbiamo iniziato la degustazione proprio in mezzo a questo vigneto e poi abbiamo proseguito all'interno con altri assaggi, accompagnati da formaggi, salumi e una buonissima torta di patate. Per la nostra seconda giornata invece, dopo una ricca colazione, ci spostiamo a visitare il borgo di San Lorenzo d'Orsino, considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Questa piccola perla del Trentino si trova a pochi chilometri dal lago di Molveno e offre tantissimi scorci davvero romantici. Uno dei modi più originali per visitarla però è a occhi chiusi grazie al Perception Walking, una pratica che vi consente di aprirvi a nuove sensazioni utilizzando gli altri sensi. Se deciderete di provare questa esperienza sensoriale potrete proseguire il vostro percorso all'agriturismo Il Ritorno, dove è possibile fare yoga abbracciati dalle Dolomiti e provare anche questo percorso Kneip, da fare rigorosamente a piedi nudi e se non avete mai provato a camminare su una corteccia o su delle pigne, c'è sempre una prima volta. Non siete tipi da yoga? Questo agriturismo potrebbe sorprendervi con tanti cocktail e con la ciuiga, il tipico salame del borgo. La sua particolarità è fatto con la rapa bianca. Altro luogo da non perdere in Dolomiti Paganella è il lago di Molveno, considerato uno dei laghi più belli di tutto il Trentino. E adesso proveremo una nuova esperienza perché andremo in barca a vela, precisamente saliremo su questa. La barca a vela è una delle grandi novità di quest'anno, ma sul lago possono essere fatte tantissime altre attività, come il pedalò elettrico, SUP e canoa. L'esperienza in barca a vela rimane comunque la più emozionante e soprattutto romantica. Qui potrete provare a condurre la barca grazie all'aiuto di uno skipper e poi fare una sosta aperitivo in mezzo al lago, lontani dal caos della spiaggia visto che in estate è molto gettonata. Dopo un pomeriggio al lago ci rilassiamo nella nostra camera al BioAgriTour La Casa dei Traieri, una struttura moderna e completamente ecosostenibile. Ragazzi, buongiorno, sono le 3:30 del mattino, noi siamo già in piedi perché andremo a fare un trekking all'alba alla Croce del Fai, che è proprio là dietro, ma adesso non si vede nulla. E più che trekking all'alba è proprio trekking per vedere l'alba, quindi siamo partiti di notte. E nonostante l'orario, il proprietario dell'agriturismo ci ha fatto trovare la colazione già pronta. Ospitalità voto 10.
Da Fai della Paganella raggiungiamo il punto d'incontro con la guida, indossiamo le torce frontali e ci prepariamo ad un trekking completamente al buio. Il percorso classico dura più di 3 ore, ma grazie a una scorciatoia riusciamo a raggiungere la cima in poco più di un'ora. E questo è il panorama che ci troviamo davanti. Da Croce di Fai è possibile ammirare Cima Paganella e tutta la sua splendida vallata, e all'alba tutto diventa ancora più emozionante perché potrete vedere il sole sorgere direttamente dalle Dolomiti. Un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. E dopo aver visto il sole sorgere, ragazzi, adesso andiamo a fare colazione e ci saranno anche gli alpaca. Seguendo il sentiero di rientro, infatti, facciamo tappa a Malga Val dei Brenzi, un rifugio famoso per i suoi alpaca, ma anche per l'ospitalità che riserva agli escursionisti mattinieri. E lo testimonia questa super colazione che ci attendeva. Se invece state cercando un trekking molto semplice ma decisamente panoramico, allora vi consiglio di dirigervi all'altopiano di Pradel, esattamente sopra il lago di Molveno. Questa zona è facilmente raggiungibile con cabinovie e seggiovie ed è il paradiso delle mountain bike, ma non solo, perché vi offrirà panorami come questi. E proprio all'altezza del rifugio La Montanara troverete la terrazza più bella sulle Dolomiti del Brenta. Troverete inoltre tanti sentieri tematici per i bambini e la possibilità di lanciarvi con il parapendio. Voi ne avreste il coraggio? E ora, prima di intraprendere una nuova escursione, ci spostiamo a Spormaggiore per visitare il Castel Belfort. Siamo arrivati al castello di Belfort, qui è molto carino e tra l'altro è a ingresso gratuito. Vi consiglio di fare una visita non tanto per gli interni del castello perché non c'è quasi più niente, ma per questa vista. Il castello infatti risale al 1300 e anche se in parte è diroccato, è possibile salire fino al secondo piano per avere questa splendida vista. E dopo aver esplorato le rovine in lungo e in largo, ci siamo ricaricati abbastanza per un nuovo trekking a Fai della Paganella. Oggi pomeriggio c'è davvero caldissimo, quindi andremo a cercare un po' d'ombra facendo un'esperienza al Parco del Respiro. Se cercate una passeggiata semplice che vi permetta di immergervi totalmente nella natura, vi consiglio il Parco del Respiro, dove è possibile fare la pratica del forest bathing, un vero e proprio bagno nella foresta che prevede anche momenti come questi. Sì, stavo abbracciando un albero, mentre qui ci siamo sdraiati al cospetto del Faggio Magico per un momento di meditazione. Era così rilassante che non volevamo più alzarci. Si continua poi tra passerelle e ruscelli fino a raggiungere il centro del paese di Fai della Paganella, dove ci aspettava un buonissimo piatto di carne salata. Non l'avete mai assaggiata? Provatela! Per il nostro ultimo giorno in Dolomiti Paganella invece ci spostiamo a Cave d'Ago, dove ci aspetta una super avventura. Indossiamo infatti muta, casco e imbracatura e poi si parte in direzione Rio Britz. L'attività di oggi sarà il canyoning, un'escursione che ci permette di scendere lungo il torrente grazie a scivoli e calate. L'importante è non soffrire di vertigini, ma per il resto vi basterà fidarvi della vostra guida. Il percorso dura circa 2 ore e mezza e sarete sempre in mezzo all'acqua, a parte quando vi caleranno da lassù, e la vista sarà davvero da brividi. Ah, naturalmente, se ve lo state chiedendo, sì, l'acqua è decisamente fredda, ma si tratta di un'esperienza rinfrescante, soprattutto quando vi faranno fare dei tuffi. Davvero una figata! Insomma, in Dolomiti Paganella non ci si annoia mai. Qual è stata la tua attività preferita? Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like e iscriviti al canale YouTube per scoprire nuove destinazioni di viaggio.